Salve, Né servi né padroni è un documentario che racconta la vita di una persona fuori dal comune, Silvano Gosparini. Oggi Silvano ha più di 90 anni e continua tenacemente a fare l'artigiano, a lavorare con le mani, costruisce libri, per mantenersi libero, indipendente, senza padroni. Questa è la chiave attorno a cui tutta la sua vita si è svolta, portandolo a condividere con gli altri i suoi pensieri, le sue azioni e costruendo gruppi collettivi di lavoro e anche politici. Un esempio di coerenza personale, il personale è politica, si diceva, che ha dovuto anche pagare spesso di persona. Il documentario l'ho girato nel 2015, ho fatto l'intervista a Silvano e nel 2017 l'ho montato. Buona visione. Che ci chiamate schiavi, questo mi fa tremare, mi fa paura però, 1000 volte di più che ci chiamate liberi. Sono nato a Sant'Ena, ten presente, che Sant'Ena non è Venezia, Sant'Ena è un po' come Lido. I signori caffè latte, i signori morti di fame che fa finta, no? Ed era un'isola di impiegati, quei che già lavoravano a posto. E mi andavo a scuola a Casteo, no? In via Garibaldi. E ora, ero con questi amici qua, ed era il tempo dei peoci, che eravamo pieni di peoci, da fiori, perché era una roba tremenda, no? Chi te rasava e ti metteva a cosa, perché eravamo sempre i peoci a scuola. E ora ti andavi fuori da scuola e in Pauro, mi ricordo in Pauro, che c'erano queste case basse, non so se ti presente il Pauro Sant'Antonio, c'erano queste case basse e c'era la cucina, e subito ti entravi in cucina, no? E ora ti salutavi questi fiori e te mamme dicevano vieni dentro, e ti andavi dentro, senti, ti dava da mangiare e ti restavi come un casso, no? Ti dici casso, guarda sta spontaneità che c'è. Sant'Ena, ma ti puoi immaginare, ti andavi a casa di qualcuno a suonare, a chiamare, e te ti veniva sulla porta. Non ti faceva entrare in casa. Mi sogno su un cammino come tutti i cattolici, però sempre dissidente, cioè che c'era queste domande che te domandavi, no? Te ti vedevi che c'era qualcosa che non dava sempre. Però, siccome eri piccolo, i grandi c'era così, e ti dovevi credere che quando ti hai cominciato a diventare grande, ti hai cominciato a porre domande serie, veramente serie, che qualcosa non dava. Eravamo un gruppo di artisti, si pitturava tutto, mi facevo accademia, ti dico qui avevo 20 anni, 19 anni, no? A un certo momento ho contestata la pittura perché c'era un sovrappiù, no? Ti pitturavi, chi che ti manteneva, ti domandavi queste robe qua, no? Che a volte, sì, avevo 19 anni, sono andato in Francia, sono a Parigi, a fare l'artista a Parigi, a vivere mia vita, a guadagnare mia vita, insomma. Sono stato un anno randaggio a Parigi a lavorare, a pitturare, a fare l'artista così. Però ho scoperto una gran bella roba, una libreria anarchica. Non sapevo un cazzo di queste robe qua, non sapevo. Sì, ti sapevi, ma relativamente. E qua ho scoperto miei libri interessanti, su tutte le lingue, no? Dei libri interessantissimi, questa libreria. E c'era anche un giornale italiano, Umanità Nova, stampato a Roma. Ti capisci, sono io qua a Venezia, sono tornato e mi ho abbonato a questo giornale e ricevevo questo giornale così. Ho conosciuto un gruppo che faceva il giornale di anarchici, no? Che era qua a Venezia. Uno era quello che dirigeva la Socrem, la società di cremazione, no? Che a volte era proibito bruciarsi, no? Che a volte
anarchici lo facevano. E con io abbiamo portato a San Bartolomeo ne edicola i giornali che abbiamo detto, e deteniva i giornali Umanità Nova, e se trovavamo ogni tanto, e abbiamo cominciato a fare dei convegni qua a Venezia, scrivendo ai vari compagni se volevamo trovarsi, e abbiamo fatto, e cominciava a venire, ne ospitava i socialisti, che a volte, perché c'erano gli unici nella sede dei socialisti, a domenica mattina, e ne ospitava, e facevamo il gruppo con quei compagni che venivano da tutta Italia, perché gli piaceva venire a Venezia. Abbiamo fatto il gruppo anche gli altri col lavoro, abbiamo cominciato a lavorare liberamente, un lavoro artigiano, abbiamo fatto e a ceramica, siamo inventati ceramica, perché mi non sapevo farla, nessuno sapeva farla, niente, non c'era più tradizione qua a Venezia. Davanti a Cesare dei Miracoli, ho fatto un magazzino, e da che a volta ero diventato il signor Miracoli, e dopo si venuto a Lilli, si venuto a Stiompa, e a Luisa Ronchini, e si venuto Aldo del Boccal, e abbiamo fatto un gruppo di lavoratori liberi, no? E San Di Martino veniva perché c'era le figlie dagli altri che lavoravano, e veniva vestito in divisa, bello, capisci? Da Marina, era ufficiale di Marina, no? E già era intelligente Di Martino, no? Accettava le discussioni, accettava le cose, e ho detto no, bisogna lavorare, e ora se mettiamo a pari, non si può gli altri sporchi così, gli altri bei divisa così, e se parliamo come? Scommetti che io so lavorare anch'io, vengo anch'io, vabbè, niente. Insomma, dato e fatto, dopo si passa mesi che si discuteva così, e si è licenziato da Marina, no? Che dai dimissioni, e si veniva a lavorare con gli altri. Ceramica Miracoli si chiamava, erano dei vulcani, Mienso e Lili, proprio erano dei vulcani che lavoravamo. Qualcuno veniva a bottega col nome nostro e che davamo le merce, insomma. E lavoravamo tanto, erano diventati in tanti, erano diventati una trentina di persone che lavoravano. 1960 c'erano, e eravamo in laboratorio che lavoravamo tutti, no? E non mi ricordo chi che arriva dentro, che nega dito, il accoppare i fiori a Reggio Emilia, e via. In piazza San Marco a protestare, tutti quanti. Mi ricordo una commozione che a volte, guarda. Sì, tutti, ma senza dire niente, proprio. Sì, questo era partecipazione, ti capisci? Questo era il discorso. A un certo momento mi veniva in mente di fare una libreria anarchica, no? Come qui a De Parigi, mi ricordavo che a De Parigi ho detto fermo una libreria che sia solo libri dei nostri, o perlomeno libri impegnati, insomma. Io terra dei nombri sia a Casa Goldoni, e fare sta libreria, faremo la programmazione, costava un sacco di schei mettere su, no? E non si può, su, alla schei ne eravamo morti di fame tutti, poveretti, no? E lavoravamo a giornata tutti, no? E ora però già fumavamo tutti, no? Come turchi, no? E ora ho detto, senti, una volta i patrioti veneziani gammo a defumare, per non dare che i schei agli austriaci, fumava il sigaro che a volta, e ora ho detto, basta, mettiamo in crisi Austria, non fumiamo più, no? Faceva da ridere, però io ho messo in crisi veramente, perché tanti schei, no? Tanti. E ho detto, se ne altri che saremmo stati 10, 12, che massimo di fumare, chi schei delle sigarette, mettiamo in musina e si è fatta la libreria, no? Pensa che fumavamo tutti un pacchetto di sigarette o qualche nudo, c'era schei, no? In gruma, considera, e abbiamo fatto così, muoia di fumare tutto. E abbiamo fatto sto centro, abbiamo messo dei libri nostri, e tutti i compagni, tutte le case editrici anarchiche sparse per il mondo, era pieno di case editrici, tutti che faceva gli opuscoli di protesta, di robe. E però non eravamo contenti solo così, invitavamo la gente, facevamo dibattiti, sto piccolo buso, no, che avevamo. E si era fatto sto circolo, si chiamava Circolo Internazionale di Cultura Popolare, che si svolgeva a casa mia, stavo a San Polo, si metteva su pignata per tutti, e chi era mangiava, insomma, ti capisci? E si discuteva, si veniva per discutere. Qualunque argomento che capitava, ti capisci? Si discuteva per abituare a mente, no? Perché non si era abituati, no? Si accettava tutto supinamente. Era il dazio che ti pagavi in città, è la coscrizione obbligatoria militare, è a guerra, e donne che non aveva diritti, tutte queste robe qua.
era normalissimo, normale, insomma, nessuno ne discuteva, no? Ti accettavi così. E niente, abbiamo cominciato a discuterle, no? Tutte quante, ti capisci? E questa stiompa che è venuta era molto brava a disegnare, no? Molto brava. Gli insegnava delle robe e dopo cantava, ti capisci? Era una bella voce, no? E mi ricordo che cantava le canzoni di Claudio Villa e cantava le canzoni, ti capisci, con una voce molto bella. E mi ho detto, senti, questa voce che ti ha, impara delle canzoni popolari veneziane. Che ho trovato a Tilde Carbonera, era bello che era in Caia, che insegna le canzoni veneziane antiche, no? Quelle popolari, non antiche, quelle popolari. Avevo un maestro di musica, di chitarra, no? che fittavo, e così si è educato a musica e si è educato a cantare. E dopo mi ricordo che abbiamo portato a Mian, ero con Bosio era il direttore della Coana del Sole. E ora, siccome noi facevamo le ricerche delle canzoni per i dischi del Sole, qua nel Veneto, eravamo collegati con questa gente qua. Tanto è vero, un inciso, che era Netti sempre qui faceva le robe di Gavaschei, e ora una volta mi avevo firmato 35 milioni di cambiai. A Casa della Cultura gli faceva sto spettacolo, e ora che ho detto all'amico sta figlia che canta, che ha una bella voce, qualche canzone, e così ti mi metti dentro e ti provi, insomma. Vabbè, diamanti miei, ora mi ha mandato che ha fatto il debutto, no? Era gli ha riconosciuto, gli ha sentito che era una bella voce, e da che a volta era scominciata, insomma, a essere ufficialmente a cantante, sta Luisa Ronchini, insomma, così. Siamo tutte in firaresse, siamo qua di vita piene, tutto fuoco ne vene, corre il sangue veneziano, non che niente che ne tegna, quando furie diventemo, siamo donne che impiremo e chi impira gara son. Allora, siccome spazio era poco, abbiamo aperto una galleria vicino alla libreria per esporre e per aiutare gli artisti veneziani che non c'era, per discutere. E tanto è vero che abbiamo fatto questa mostra su i pittori della cronaca, mi pare, che era che la vignetta di Ulisse, e Ulisse ha fatto un disegno, no? L'ambasciatore spagnolo che va dal Papa a rendere omaggio al Papa, il Papa non so che dà un'onorificenza, no? Però c'era una scritta sotto che ha fatto Ulisse, tanto che ha fatto i vestiti da cadaveri. E lui ne ha denunciato, s'era tutto, sequestra tutti i quadri per vilipendio al capo di Stato straniero che era il Papa, no? Dopo che abbiamo fatto questa conferenza, questa qua di questo manifesto grande, quella da Dio, che era 100 anni del Comune di Parigi, che abbiamo fatto delle conferenze varie, è venuto Borghi qua a Venezia. Borghi era un grande rivoluzionario, è venuto a casa mia, è venuto a dormire da me, mi sono da via, che ho casa piccola, che a volte sono da via di casa, e dopo che abbiamo cominciato a fare manifesti in continuazione, e abbiamo cominciato a fare libri, Adesso parlavamo prima che abbiamo fatto un opuscoeto che a volte, che il Papa che aveva fatto, Paolo VI mi pare, aveva fatto il Populorum Progressio. E niente, in contrapposizione abbiamo controbattuto questa Populorum Regressio. E abbiamo fatto questo libretto famoso, e dicevamo il Vaticano, tutte le proprietà del Vaticano, ne pareva aver fatto chissà cosa, ti capisci di robe. E c'è stato anche un scandalo, tutti che noi dicevano, non è vero, queste robe, ma sì, è vero, si pubblicava, andammo in cerca caviati come siamo andati. Da una parte lavoravamo, di giorno lavoravamo, e di sera discutevamo sempre gli altri. Ti dirò che discutevamo anche durante il lavoro gli altri. Noi abbiamo fatto una volta una commemorazione di Bresci, quello che era Coppa R Buono, e abbiamo fatto una commemorazione in galleria da gli altri, ti capisci così, un scandalo enorme, pensa a Bresci. Però abbiamo detto, Sneghi, ti daranno avanti, scriviti il testo. E abbiamo messo in crisi completamente.
Io c'era un giovane professore che a volta, sì, mi pare che già insegnasse, e comunque l'abbiamo messo in crisi, no? E dice non posso perché con passo perdo il posto. E mi detto vabbè, scrivi, non stavo a firmare, ma scrivi io stesso perché neanche abbiamo bisogno che qualcuno ne faccia ricerca storica, no? E ne ha fatta, non l'ha firmata, però ne ha fatta, fatto io. E ora veniva là, ed era molto curioso degli altri, no? E sempre stato storico io, no? E però, dicevo, era professore, diceva bravo quanto che ti vuoi, però se non ti metti una traversetta e ti te sporchi le mani e ti lavori con gli altri, io non posso parlarti. Come si va a parlare tutti sporchi con uno bello vestito così che ti guarda l'altro? Ma che è il discorso che abbiamo fatto a De Martino, tutti è pari, no? E io si è messo a, perché l'ideale nostro e il concetto nostro è che non esiste tessere, non esiste adesione, non esiste iscrizione, non esiste niente, no? Uno, ti credi, non ti credi, non interessa niente, basta che ti pensi in un certo modo, no? Che ti ragioni in un certo modo, sta con gli altri, non ti ragioni, ti va via, non interessa, no? Che ti sia cattolico, che ti sia cristiano, che ti sia di qualunque religione, va bene, il prossimo è il prossimo, rispetto per il prossimo, basta. Capisci? Questo è il concetto di libertà assoluto, insomma, non interessa che uno abbia una bandiera, e per questo siamo sempre stati trasversali, anche criticati da tutti, però trasversali. Difatti dentro al movimento anarchico volevano non il tesseramento vero, però federare un po', ti capisci? E mi ho detto, che cazzo c'è? Il movimento è il movimento, uno va, viene come che vuole, no? Grosso modo come che voleva fare Dorigo. Era un uomo impegnatissimo, un cattolico, però impegnato, guarda, mi piaceva tanto quell'uomo. E aveva le simpatie del centro, dei cattolici, della sinistra, di tutti, no? Di tutti le simpatie, perché era un uomo aperto, no? Discuteva con tutti, un uomo aperto, aveva delle idee grandiose, no? E ora così ne ha convocato tutti a Bologna, ti capisci, per vedere, per fare. E mi ricordo che c'era con Pannella, già eravamo tutti disponibili, ti capisci? E dopo siamo via un poco tutti delusi, un poco, non so cosa che sia stato, che sta che il Partito Comunista ha suppia sotto per bloccare tutto, insomma, perché ci sta qui o no? Perché sennò già era una sonata per i comunisti che a volta, no? E niente che abbiamo fatto che a volta un giornale, e io facevo qua a Venezia, paginavamo tutto, facevamo quei cliché, quei linoleum, mi ricordo, e dopo andavamo a stamparlo a Forlì, una tipografia, è una cooperativa unica che ne stampasse al giornale, perché qua a Venezia nessuno voleva stamparne o no. E se ne fuori pochi numeri dai nostri, perché dopo ci indra subito i compagni, no? Non abbiamo più fatto che il giornale, abbiamo continuato da soli, così facevamo dei convegni tra gli altri, con altri gruppi che stavano con gli altri, e dopo ci abbiamo svolto sul problema della città di Venezia, no? Abbiamo fatto fondare Venezia Viva. È stato un movimento di artisti, di artigiani, di intellettuali per la città di Venezia, no? per dirti per il discorso che c'era il Dacio, che c'era ste robe. Mi ricordo il grande magazzino Coin che doveva Bergeri, discuteva. Coin era il primo grande magazzino che doveva Bergeri. E ora movita tutti gli artigiani contro, ti capisci, manifestazioni. Non era facile, una città strana anche dei artigiani che ne ha seguito abbastanza, perché qui la manifestazione contro il Dacio è stata grandiosa. In piazza San Marco abbiamo portato tutti gli artigiani di Venezia con i cartelli, no? Stava bellissima che a volta. Infatti tutti gli amici che lavoravano al Dacio, perché avevamo una pletora di amici impiegati al Dacio, perché c'è come che c'era una delle fonti di lavoro, no, il Dacio. Sola sanguisuga, ma però fonte di lavoro per tanti, no? E ora dice, come? Dacio Forcaiolo, a me Forcaiolo ti vedi? Ma no, ti hai struttura, ma cosa famo? E vi stai a casa, vi altri, se abolimo il Dacio, vi altri stai a casa. No, ma non è, capisco che non è giusto, ma non è giusto che per il Dacio andare a lavorare dall'altra parte, via a fare gli artigiani con gli altri, perché caso che vuoi, ma non è giusto, ti capisci? È coscienza, uno deve avere coscienza, deve discutere, no? Ti dice spara, va a beccarsi, e c'era il generale che ha detto spara, io spara, ma chi c'è che spara? I soldati che spara. Ma che cazzo di sti militari se vuoi coscienza? Noi sparavano, però i mega ordinati,
è cazzo e mega ordinario. Non è giusto, no? Uno se ha coscienza si rifiuta e difatti gli obiettori di coscienza qua. Questo è il fatto della discussione, di aprire le coscienze, un po' come che ha fatto Dorigo. Se ti pensi, Dorigo non si è da pace per niente, no? E per me è stato un uomo ammirevole dall'inizio alla fine, Dorigo, sempre. Per questo se persone intelligenze, no? E così, e tutti gli altri sono cavroni, purtroppo cavroni, no? Sì, se una vita uno dice ti sei cristiano, ma ora ti sei, perché è l'accusa che ne muove gli altri, ma ora dice come, sì, siamo come cristiani, cosa vuol dire? Non mi interessa mica, siamo come i cattolici, siamo come che ti vuole, siamo così. Non vuol dire, ma ti sei anarchico? No, non dico niente, non so niente, so questo e basta. Questo vuol dire, insomma, il mio pensiero è questo, no? E difatti c'era un agitatore anarchico famoso e ha fatto i gruppi dell'esproprio proletario e girava con un spago, mi ricordo una corda che si teneva ai braghe. E io vedevo come una sceta sto qua che parlava, no? Ti capisci, che ne diceva, che ne spiegava. E dopo anni vedo che scriveva libri sull'anarchismo, uno storico già diventato sto qua. E ora io vado a trovarlo perché mi pare impossibile, sono a trovarlo. Siamo andati, mi ricordo, in macchina a Bergamo, di sera, e ne a tirare in studio e dire sì, mi conosco, mi ricordo di te, sì, che eri sempre rompicoglioni, sì, dico, sono restato ancora qui, ma già passato 20 anni dopo, te dico, ero già, cioè, avevamo già automobili, già avevamo già forti in cani altri, no? Dico, ti ricordi i discorsi che te ne facevi? Cazzo, no, non erano discorsi a Dorigo, erano discorsi violenti, duri, no? E sì, capisco. E anch'io ero più giovane, e adesso capisco che c'è un altro modo, vabbè, sì, mi adeguo, dico, e diventerò vecchio anche amico come te. Ed è vero, è un altro modo di pensare adesso. Non ti hai energia di arrabbiarti neanche più, non hai più l'energia e ti dici sì, si può fare, e se non si può non importa, ti te metti via, no, cosa tu fare? Ma così faceva il provveditore ai studi, ti capisci? Mande a Madonna benedetta. E c'era quello che si dice un cattivo maestro dopo, chi gli diceva, del Toni Negri, e c'è la stessa roba, perché qualcuno degli altri si finì male, certo che si finì male. E io responsabile anche di questo, mi dico, sì, io dico sì. Difatti mi adesso, quando che parlo con i giovani, respiro, stago attento, ti capisci, perché siete quei che capiscono le robe, e quei che non capiscono, ti può dire che delle robe bisogna stare attenti, no? Cazzo. Sì, perché sono usciti tanti fiori, tanti bei fiori su, dagli altri. Ara Di Martino, come che gerissimo, vero? Come che... Perché il primo razzismo è proprio quello, è a distanza, di cosa ti va, di cosa ti studi, ti sei universitario, ti sei operaio, ti sei di seconda categoria, perché già era questo il fatto, no? Ti studi e ora ti considero, ti sei professore, ti puoi immaginare. Invece parliamo da tutti i compagni, no? Tutti umani e chi che era, insomma, e si veniva fuori così, il sobeo, no? Nel nostro circolo. Avevo un legador in tipografia, Aldo Legador, che è quello che insegna a Paolo Olbi, che era un zoto, per dirti, più che un legatore era un zoto. Io andavo a lavorare per le tipografie e una volta le tipografie faceva i blocchi e incoiava questi blocchi e faceva delle robe così, insomma, proprio delle robe semplici. Io andavo in giro per le tipografie e io che avevo conosciuto, andavo in giro per le tipografie a stampare sto ometto piccolo. E ora dopo, come ho fatto la tipografia, io parlavo con lui e io già era disperato perché non aveva lavoro, come sempre, no? Si era buttato in acqua, ecco, sì, che era quello, si era buttato in acqua perché voleva suicidarsi. E ora mi mega dispiace sto uomo così, che questo viene dagli altri, fa qualcosa, come sempre, proprio a caso via varandi. E io si venivo e si è messo a fare, ti capisci? E mi guardando vedevo come che facevano. E ho imparato da sto Aldo, proprio da sto Aldo, perché
quella semplicità che io lavoro, ho capito che si può lavorare. E dormiva a Mestre, al dormitorio pubblico, no, ti capisci? Sì, quando io che va a casa, niente, e su casa c'era il laboratorio e che aveva un scatolone dove cattiva tutto, un poco a volta, e dopo un scaffale, e dopo sempre di più, e lo occupava spazi che mi ne accorgevo di Aldo stresi perché non ti può, che cazzo femo a casa qua, no? Cioè, va bene, sì, no, ti ha ragione, però, cioè, infatti una mattina di domenica sono andata una mattina, sono andata a lavorare, no? E mi ho trovato nuovo, tutto con una camicetta, tutto nuovo, basta. Dico, Aldo, cosa ti fa? E sogno a cambiarmi, no? Ma a casa... Fatta l'otto, ma saranno le 9. I miei figlioli, ma son digiuni ancora, ma viva il coraggio e ma chi lo sa portare a società, dacci mangiare. Viva il coraggio e ma chi lo sa portare l'anarchia, la lo difenderebbe, ma viva il coraggio e ma chi lo sa portare. I miei figlioli han fame, chiedono pane. Anch'io da socialista mi voglio vestire bello e rosso, rosse son le bandiere, ma verrà il giorno della rivoluzione, infame società dovrai pagare. Perché gli altri non hanno mai dato peso al denaro, niente, mai sbagliando se ti vuoi, perché gli altri hanno avuto tante difficoltà, perché, però prevaleva il piano umano, normale, no? Gli altri una prima società che avevamo fatto qua è ceramica, nel 64, vero 65, 64, con un signor che era un signor molto bravo, onesto, un lavoratore, però dice qua dentro non si può giocare col lavoro. Da sto forno, dove che io metteva, io mettere la roba in forno, da venire fuori in marenghi d'oro, capito? E ora dopo un poco che mi ha fatto una rottura, no, con questo, non potevamo andare d'accordo. Eravamo soci, mie di Martino, e Lili era dipendente con gli altri. E ora che a volte gli metteva il reogio suetto, con il motore caffè, gli altri, e 10 si muovevano, e ora mi metteva il reogio suetto, se stai via un quarto d'ora. Sì, delle robe, dico, è impossibile per gli altri, no? E ora siamo andati a una rottura, e ora me liquidava, non mi ricordo quanti milioni che mi dava sto qua. E ora siamo andati e concordemmo, e però dice, se sei in piedi, dice, d'accordo che le dà questi 5-6 milioni, che a volte non mi ricordo cosa che c'era, però le dago uno adesso, uno fra 6 mesi e uno dopo, e mi dico, ma si scherza? No, e gli ha da pairli tutti, proprio che aveva l'odio per me, che no, mi pareva che fosse
E ho detto, fammi una roba, avvocato, dammi qua. E ho firmato, cedo tutto e non voglio niente. E sono andato via così. E io sono così offeso sto qua. E se proprio se sta male. E gli diceva dopo alla gente, e se andava via con la giacchetta sulle spalle, senza niente, come chi Skei non contasse niente. No? E difatti Skei non contava niente per me. Tanto è vero che 2 giorni dopo De Martino, anche io ho messo la firma e non avevo visto niente, è venuto via anche uno. Con le miserie siamo riusciti a rifare la ceramica e abbiamo fatto da nuovo in piccolo. E che a volte magari mi ricordo che lavoravamo con i grandi magazzini americani, facevamo sì, delle grandi robe, ma proprio milioni, tanti, e lavori grossi, di bigiotteria facevamo che a volte, facevamo una bigiotteria strana in ceramica molto bella. E già eravamo dei creativi perché alla fine ci divertivamo, no? Io è stato un blocco dei grandi magazzini, a un certo momento non mi ricordo qualcosa, tac, a zero dal tutto, no? Proprio abbiamo dovuto serrare tutto, no? Serrare tutto che a volte, ma abbiamo venduto tutto quello che avevamo, non mi ricordo. E però che già era bello che siamo stati sempre insieme, tutti quanti, no? Ne abbiamo abbonati a una rivista, La Via Femminile, che faceva a Milan. E andai, io ero in crisi sti qua e io ho fatto una riunione a Milano e ho detto seremo tutto perché non che femo e ora veniva lì di qua e dice sai, ma portare la rivista qua a vedere. Tipo Elsa De Martino si è incassato e ha detto non voglio più sapere. E ha ragione, io perché a quarse una rivista. Invece l'abbiamo fatta per qualche anno, abbiamo portato avanti ancora questa rivista e abbiamo messo a Boccardi direttrice della rivista, no? E a un certo momento che c'era sto articolo di Adele Faccio sull'aborto e a Boccardi ha detto ma mi pare che sia troppo spinto, aspetta che guardiamo. Io, c'è una cosa avuto che sia, ormai è così, insomma siamo tutti che pensiamo così, cosa ho spinto o no, e abbiamo stampato. E già era la stamperia di Venezia che ne stampava 2000 copie stampate. E intanto si è andata da magistrato con il suo amico. E insomma sto qua che ha detto no, ti va a finire in galera questa roba qua, perché... E ora dice non si può andare fuori a quella rivista, ha detto non posso. E mi ha detto, già ne abbiamo già stampato, non si può, la blocchiamo subito. E, vabbè. E ora mi ha detto, Luciana, cosa vuoi tu? Cambiamo il direttore, che abbiamo chiamato Tassinari, e abbiamo detto di fare il direttore, che abbiamo distaccato la prima pagina con la direzione di Luciana Boccardi, che abbiamo ristampato la paginetta con il nuovo direttore in cui do mia copia, tutta la notte, mi ricordo tutti quanti, con Mirella, con tutti in quella pagina, e ciao Boccardi, e niente, abbiamo continuato a fare quella rivista, siamo andati avanti per dirti, no? Viste le robe come che già era neanche mai compagnia dei matti, no? E abbiamo fatto la scuola insieme con Di Martino, con Licata, perché Riccardo veniva con delle idee nuove di grafica sperimentali, no? Che nessuno voleva accettare, no? Nelle accademie non si accettava. E ora io volevo sperimentarle e ora ne ho trovati altri e abbiamo fatto questa scuola. Abbiamo comprato dei torchi e avevamo sto di magazzini che avevamo tolto in cavalli qua a San Polo e abbiamo fatto la prima scuola di grafica e siamo andati avanti 2 o 3 anni e dopo si è capita questa occasione in Canal Grande, ci abbiamo restaurato e ci abbiamo spostato, abbiamo fatto la scuola bella, grande, quella scritta in Canal Grande, scuola internazionale di grafica, mi ricordo è diventata famosa in tutto il mondo, tutti si ricordano ancora che è la scuola. Nel frattempo che abbiamo fatto a Roma e a grafica a Roma, siamo con questo gruppo che voleva fare qualcosa a Roma, abbiamo fatto una cooperativa a Roma di grafica e una di queste di Roma era la nostra amica che viveva anche qua a Venezia, Matilde, e ha detto potrei anch'io collaborare e venire, vabbè, per niente se ti vuoi venire con gli altri vieni, va bene. E slarghiamo qualcosa e che abbiamo tolto, che siamo entrati dentro e che tira fuori un pochino di skate e che abbiamo tolto un altro locale nella scuola in Canal Grande, il giardino che era da Drio, bello, grande, abbiamo fatto la litografia e abbiamo slargato tutto, no? E lì c'era presidente, scuola di grafica pubblicitaria, questa è stata la roba più bella. Abbiamo diplomato dei ragazzi che tutti quanti hanno trovato lavoro, trovavano lavoro tutti.
questo, perché la nostra bella cosa era che noi avevamo una tipografia, no? Per essere indipendenti, per stampare i nostri libri e le nostre robe, abbiamo fatto una tipografia con 4 persone che lavorava dentro. I studenti veniva e capiva, imparava come che si stampava. Tant'è vero che noi ogni fine corso e loro facevano la prova d'artista, facevano un libro che davamo il tema di altri, Sua canzone Lugano Bella per esempio, sì. Addio Lugano bella, o dolce terra mia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuor, e partono cantando con la speranza in cuor. E insomma, questi fiori imparava e lavorava con gli altri. Qualcuno veniva anche il pomeriggio a lavorare da me, e pagavo, e impaginava i libri, faceva, insomma. Ed era bello questo discorso qua. E il dissidio sta proprio su queste robe qua, con sta socia Matilde, ma non con lei proprio, con il figlio. E il figlio cominciava a dire no, non è giusto, bisogna dare limitato, dare più di quello, e dopo quando hanno consumato basta, lo pagano. Maria Vergine, guarda. E ho detto, ma non sei bottega, cioè, è un'accademia, sta quasi una scuola seria, non va a bottega su queste robe qua. E ora su tutte le robe che c'era sempre ischei, sempre far pagare, sempre, guarda, una roba impossibile, proprio una roba impossibile. E mi pareva tornare indietro con quello della ceramica che facevamo, la stessa roba, guarda amico, ho detto, torniamo indietro 20 anni dopo con questa gente qua, no, non posso, no. E se che avevamo diviso, allora, cosa volete dirvi gli altri? E a scuola, volete dirvi il centro, voi... Fai altri, scegli cose che vuoi, altri, scegliamo una roba dove che siamo da soli, che facciamo quello che vogliamo da soli. No? E ora Eurica ha scelto la scuola, siamo diviso e noi abbiamo scelto il centro, e il centro gravava tutti i debiti che avevano. Insomma, sapevamo trovare, guarda, con mar da pagare dei debiti, delle robe, ti capisci? Comunque, gliel'avevamo fatta, perché il commercialista cosa mandai, ha detto, va bene, porti i libri in tribunale, ti seri la notte in fallimento. E ho detto no, neanche di fallimento, mai fai, io non sapevo cosa che sia. Ma gli sei matti a pagare tutte queste robe qua. E vabbè, se che facciamo, paghiamo. Siamo andati in banca e abbiamo detto, guarda, neanche ne serve tanti milioni per pagare l'avvocato e per pagare sta gente qua che finimo a causa, no? Così. E ora, quello della banca ha detto, va bene, vediamo, 60 milioni che c'erano, non so cosa, abbiamo fatto un mutuo, insomma, un mutuo con questa banca, neanche intanto che abbiamo venduto il segno grafico che abbiamo di proprietà, la galleria della nostra che abbiamo venduto per sanare tutto, perché avevamo una posizione debitoria tanto forte, comunque siamo riusciti a pagare tutto. E siamo portati avanti così in piccolo. Intanto Enzo De Martino, che a volta della scuola, che saremmo diviso, si andava via dal tutto, ha detto io mi ritiro, non voglio più saperne. Mi ha detto continuiamo mia Lili, è il centro della grafica, no? E abbiamo sempre licata con gli altri qua a scuola, no? E si veniva via anche a Iuco, che siamo diviso dalla scuola, e si veniva qua quei allievi della Lili, che ha detto no, non vogliamo andare a scuola, vogliamo stare con te. E ora che facciamo questo atelier aperto, no? Io ho fondato questo atelier aperto e io ho portato avanti questo discorso, e da di qua siamo rinati, insomma, a fare la grafica da nuovo, seriamente, ti capisci? E la città a me ha sempre piaciuto su tutto così, sempre vissuta, e sempre parlare il veneziano. Per me l'italiano, sì, io parli, cosa da parlarlo, ma è una lingua straniera, sei nato a parlare il veneziano e ti continui, insomma, mi continuo così. E mi ho scelto appunto di fare dei lavori liberi così, per essere libero un cammino, perché ero terrorizzato veramente di finire giorno dopo giorno, far sempre le stesse robe, e così ho fatto un tipo di vita randagia, diciamo, perché se randagia, no? Vivere giorno per giorno. Mia mamma che aveva 87 anni più o meno, 86 anni, 87 quando è morta, come me adesso, e mi ricordo,
ero già grande, avevo 50 anni, penso 50 anni. E lei mi diceva, adesso mi morirò. Ma ti vuoi trovarti un lavoro? Ma dico, mamma, è lavoro? No, ma mi dico un lavoro vero. Pare io non ho mai lavorato, veramente. Ti capisci? Ma io ho detto, ma che ho fatto il lavoro, ho fatto fabbrica, ho fatto laboratorio, ho fatto di tutto. Ma non c'era il lavoro è qui sotto Paron. È stipendio sicuro, ecco, è stipendio, cioè la mentalità, per dire, la mentalità di sta gente di una volta così, che c'è ancora adesso, io vedo certi genitori che dice, tolto il tocco di carta che ti va a lavorare, che ti va... sì, e io ho sempre pensato, insomma, che si può inventarsi il lavoro, neanche siamo inventare sempre tutto, no? Siamo inventare tutto, no? Chi è Silvano? Non lo so, io in genere detesto le definizioni, quindi è possibile che a questa persona che ho stimato più di qualsiasi altra lo devo chiudere in una definizione impossibile. Se vogliamo pensare all'origine, credo che fosse matto. Quando l'ho incontrato la prima volta pareva una persona fuori del contesto normale in cui incontravi le persone. E questo mi ha naturalmente incuriosito. Non sono molti anni che viviamo insieme, sono molti anni che abbiamo diviso la nostra vita di impegno praticamente, perché di lavoro e di impegno, nel caso nostro il lavoro e l'impegno si sono sempre confusi e fusi. Una delle caratteristiche, posso dire, sua è questa molteplicità di idee, di intenzioni e poi anche di messa in pratica di tutte le cose che gli venivano in mente, che non venivano solo in mente a lui, ma lui è una persona che accoglie anche i pensieri degli altri e quindi magari li trasforma in azioni, in gesti. Per fare tutto questo non può farlo da solo, evidentemente, deve anche a queste persone che avvicina e che stima o che lo entusiasmano, non lo so, in fatto suo, quello che producono in lui, e comunque deve per forza avere altre persone che aderiscono a tutte queste idee e che le mettono in qualche modo in pratica. Consenti? Mi consente. Fare il gruppo. Ecco. Però nel fare il gruppo non è un gruppo che annulla le individualità, perché sennò io per esempio me ne sarei già andata lontana. Voglio dire, le persone rimangono quelle che sono, casomai devono accettare che esiste anche altro rispetto a se stessi. Ognuno era una persona, aveva la sua storia, però condivideva con gli altri questa storia comune. Il bello, secondo me, di tutto quello che abbiamo vissuto era che il mondo degli altri, la storia degli altri, se avevano voglia di parteciparla, diventava anche la nostra storia. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà e così pure preti e soldati e nel mondo sol resterà l'ideale in cui siamo animati e allora nel cuor pensando all'avvenire cesserà lo strazio ed il soffrire. Che ci chiamate schiavi, questo mi fa tremare, mi fa paura però, 1000 volte di più che ci chiamate liberi. La vostra libertà
fatta di sole parole, nasconde una verità che la vostra pietà non ci può far scordare.